Quarta corsa dall'Arcoveggio, un bel confronto sul miglio per categoria E e D, sono in 7 dietro l'autostart, la corsa è riservata ai gentleman, 1 Discovery Mail, 2 Zenotab, 3 Daphne Rock, 4 Apocalypse R, 5 Cobalto di No, 6 Aaron Del Ronco in seconda linea, 7 Eva Big. Pronostico abbastanza aperto con 3 cavalli molto seguiti da Discovery Mail, da Zenotab a Daphne Rock, poi anche Cobalto di No come quarto incomodo. Intanto vediamo la fase di lancio con i primi 3 numeri che partono veloci con Zenotab che cerca di sfilare, all'esterno c'è però Daphne Rock che insiste. Zenotab difende la posizione contro Daphne che si getta di galoppo. Di galoppo dunque Numero Daphne, 3, Zenotab in Daphne Rock, vantaggio, Discovery in squalificato. seconda posizione, poi Cobalto di No e gli altri capeggiati da Apocalypse R. In vantaggio dunque Zenotab dopo i primi 200 metri di gara completati in 14,4, il quarto se ne va nell'ordine del 29,2, datura comunque sostenuta, con un 14,8 di secondo parziale. Incollato alla schiena rimane Discovery Mail, in terza posizione c'è Cobalto, poi Apocalypse R che sembra spostare ma non va da nessuna parte per il momento e si fa infilare all'interno. I 600 se ne vanno intanto in 44,5. Anzi non è Apocalypse ma è Aaron Del Ronco che cerca di venire avanti e non riesce però a progredire oltre Apocalypse R. Intanto gli 800 in 59,5 con Discovery Mail che accenna a spostare già sulla curva e va su Zenotab per attaccarlo al chilometro, completato in 1,14,7, segue i 2 Cobalto di No. Discovery attacca con decisione ma replica Zenotab, a contatto Cobalto di No, 400 alla conclusione con Zeno che cerca di rientrare a Discovery Mail, poi Cobalto di No che si lancia in scia a Discovery. Numero 6, Aaron Del Ronco, Squalificato squalificato. per Aaron, continua il dibattito fra Zeno e Discovery. Zeno in vantaggio, Discovery che insiste al suo esterno, più indietro Cobalto, Discovery che mette qualcosa davanti, poi arriva Cobalto di No, finale sul palo, sono praticamente in 3 su una linea con forse Cobalto di No che riesce a stampare Discovery Mail e poi Zenotab, ma tutti molto vicini in un fazzoletto, anche se un po' larghi. L'impressione è che Cobalto di No riesca a prendere il sopravvento, ma dobbiamo rivedere perché i cavalli sono piuttosto larghi fra loro. I primi 2 sicuramente riusciamo a decifrare, ma Cobalto di No è più largo, però passa, vedete, già sul palo, mette una testa davanti, Cobalto di No passa e vince con Andrea Bonacci in sediolo che aspetta il momento giusto, non ha fretta e sul palo emerge davanti a Discovery Mail e a Zenotab. Successo dunque per Cobalto di No, Andrea Bonacci per conto di VP dell'Annunziata e della proprietà di Andrea Bonacci.